Sono passati 5 anni, è una sorta di ricorrenza. Noi come popolazione, a dire il vero, non abbiamo molta voglia di ricordare, abbiamo più voglia di vedere la fine di tutti i cantieri, di poter riprendere una vita il più possibile normale. Difficile, per non dire doloroso, ritornare a quel 29 ottobre 2018, quando la tempesta Vaia devastò interi paesaggi del Bellunese, territori che dopo il passaggio delle piogge e dei venti fino a 200 km orari non furono più gli stessi. Roccapietore fu l'epicentro del disastro, i serrai di Sottoguda simbolo della devastazione. 600.000 le piante schiantate, 24 dei 30 torrenti esondati contemporaneamente, 150 milioni di danni. Per il sindaco De Bernardini e i suoi concittadini quelle giornate restano chiuse in un cassetto della memoria e la tempesta Vaia oggi si ricorda attraverso i lavori, le opere realizzate, oltre 50 i cantieri aperti nel post tempesta, una trentina quelli finora terminati. Molti mi chiedono perché non hai organizzato qualcosa perché in realtà, ripeto, non ne abbiamo molta voglia di ricordarlo, però è anche giusto farlo andando su quei cantieri, e questo è uno di quelli. Alle spalle del sindaco l'intervento di briglie con scogliera a difesa del villaggio di Santa Maria delle Grazie e poi ci sono i lavori sugli argini del Ru Bianco sopra il villaggio di Soraru, il ripristino di numerosi ponti scalatori, la grande briglia sul Ru de Valbona sopra Stoguda e naturalmente ci sono poi i cantieri più noti come quello per la ricomposizione ambientale, gli argini e il ponte scatolare sul lago di Alleghe nel lato di Roccapietore o come quelli ai serrai di Sottoguda che vedranno nell'estate 2024 il termine dei lavori. Io credo che siamo usciti molto bene sia come regione ma anche come comune, e io credo che il territorio adesso sia sicuramente più in sicurezza di prima.